Buongiorno, come va? Potrebbe andare meglio. Lei come va? Bene, sto andando a registrare un disco. A posto, fa tanto piacere. Che disco è? Siamo arrivati quasi inaspettate. Viviamo sciari troppo non vedete. Sono Eleonora Bordonaro, una cantautrice siciliana e sto lavorando al prossimo disco che si chiamerà Moviti ferma, che vuol dire resta ferma, perché in siciliano muvirisi, che sembrerebbe muoversi, invece vuol dire restare. Il disco racconta del desiderio, della vitalità di musicisti che stanno nell'area di Etna Sud. A Catania c'è una vitalità totale, completa, continua, di gente che suona, che canta, che balla, che sta insieme. Per questo ho messo insieme quasi 100 artisti, dai più acclamati agli artisti giovanissimi, perché insieme raccontino con me il desiderio di fare arte, di eleggere la libertà della fantasia come l'elemento fondamentale che indirizzi la nostra esistenza, che ci conforti in questo percorso quotidiano che spesso ci confonde. Che c'è? Pezzaniura! Aspetta. Pezzaniura! E dunque abbiamo pensato a una campagna di crowdfunding, perché questo è un racconto individuale possibile solamente con il sostegno della collettività, e il crowdfunding ci serve a rendere pratico, realizzabile, fattibile, comodo, libero questo nostro modo di fare arte, e ci servirà per fare pubblicità, per fare promozione, per fare comunicazione, per fare i video, per rendere questo progetto ancora più grande. Non si vede, ma giuro che stiamo lavorando molto duramente a questo disco che ci sta togliendo un sacco di energie, ma ci sta dando tanta vitalità. Questo è Moviti ferma. Abbiamo pensato a delle ricompense per voi che rappresentino tutte il concetto di muoviti ferma, cioè stai fermo muovendoti oppure muoviti stando fermo. Abbiamo chiamato gli artigiani più interessanti e gli artisti più interessanti, le storie di esseri umani interessanti che costruiscano degli oggetti che rappresentano questo concetto, e quindi c'è una trottola, un marranzano, c'è lo scacciapensieri e poi un bootleg con delle canzoni tradizionali, degli house concert, un cavallo a dondolo, delle illustrazioni, una lampada oscillante, tutte creazioni di artisti che hanno deciso di dedicare la loro vita a creare arte nell'area di Etna Sud e in particolare nella città di Catania. Rappresenta una vitalità dirompente. Ringraziamo chi ci vorrà sostenere, perché Moviti ferma è un progetto grande, non è solo musica. È un disco in siciliano che in qualche modo parla di come noi facciamo le cose senza aspettare le condizioni migliori, ma ci organizziamo da soli. Complimenti. Lei è d'accordo? Lei fa così? Ho visto io cosa fai. Si organizza? Nel frattempo lei... Grazie mille. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Grazie.